Buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti. Abbiamo invertito un pochino l'ordine dei relatori perché è giusto che io vi porti il saluto del presidente di ANCI Veneto, che oggi non c'è. Io sono il vicepresidente, faccio le veci oggi in quanto il dottor D'Allegro oggi non poteva venire per l'influenza che ci coglie di sorpresa ogni tanto in questo periodo. Per cui a me l'apertura con una grande soddisfazione, perché abbiamo voluto e condiviso questo convegno nella convinzione e nella sicurezza che sia un punto di riferimento importante per il rapporto tra il territorio e la sanità del Veneto. Io rappresento l'ANCI e quindi rappresento i sindaci e come tale parlerò. Siamo convinti che più che mai sia indispensabile in questo periodo razionalizzare le forze che la nostra regione, il nostro territorio può mettere a disposizione per la salvaguardia della sanità ma anche del sociale, che sono due punti fondamentali d'eccellenza del Veneto. Sono sempre stati curati, abbiamo sempre fatto un grande lavoro di rete sul territorio, sapendo perfettamente che uno dei punti focali della nostra società è la salvaguardia delle fasce deboli, che possono essere l'ammalato, ma può essere anche l'anziano o il minore. Quindi abbiamo sempre collaborato ed è fondamentale che continui questa collaborazione tra i sindaci e i direttori generali, cosa che è avvenuta nella stesura di questo nuovo piano che razionalizza sicuramente le risorse, e di questo dobbiamo prendere atto, perché dobbiamo essere coscienti che il periodo che stiamo vivendo è un periodo di difficoltà, ma è un periodo anche che apre una visione futura del rapporto territorio-sanità, quindi ospedale-distretti, proprio perché quello che una volta poteva essere sufficiente o andava bene, oggi deve essere visto in un'ottica diversa, di ricollocazione delle forze che noi abbiamo sul territorio. Per la mia esperienza posso dire che abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e una grande collaborazione tra i direttori generali e i sindaci, e lavorando insieme siamo riusciti a ottenere quegli equilibri che hanno portato positività al cittadino, all'utente di questo grande impegno che comprende, ripeto, sanità e sociale. Oggi gli esperti, i tecnici, in particolare Federsanità con il presidente Forcolin, vi spiegheranno quelli che sono poi i passaggi che noi abbiamo invece valutato all'interno delle nostre ULS, lavorando in sinergia, portando delle osservazioni, facendo delle considerazioni, perché è importante che ci sia prima un dialogo di accordo, poi da parte nostra un controllo di ciò che viene effettivamente eseguito sul territorio. Questo è, credo, una delle grandi forze che abbiamo, perché nel Veneto c'è sempre stata questa capacità di lavorare in sinergia, dando poi dei risultati che si esplicano in quella grande formula che ci mette tra i primi d'Italia come rapporto, come valutazione, come posizione, diciamo, di lavoro sul territorio. Credo che sia importante anche fare una valutazione sulla spesa. Dicevo prima che stiamo passando un periodo abbastanza particolare, che forse non è un passaggio, è un cambiamento, e come sindaci ne stiamo prendendo atto, considerato che i nostri bilanci ogni giorno grondano sangue e non so chi riuscirà a chiuderli senza alzare le tasse, quindi non è che siamo messi molto bene. È una situazione che ci vede per la prima volta in difficoltà nel mantenere quello che sul territorio abbiamo sempre fatto. E questa difficoltà non è solo nostra, ma è chiaro che è anche una difficoltà regionale. Quindi la razionalizzazione e la condivisione sono fondamentali, ed è questa la raccomandazione che io faccio ai colleghi sindaci, ma che
chiedo anche alla Regione e ai direttori generali che tutto venga valutato, condiviso e lavorato in rete sul territorio. Questo ci permetterà comunque di essere sempre all'altezza di rispondere alle esigenze che abbiamo. Un'ultima considerazione: il nostro territorio sta invecchiando, stiamo andando verso una grande presenza di anziani che negli anni prossimi avranno bisogno di essere seguiti e curati, e quindi dobbiamo tenere presente anche questo nostro futuro non molto lontano, che ci chiederà sforzi ulteriori. Parlo adesso riportando un pensiero del presidente dell'ANCI. Vorremmo che la sanità, ma in particolare il sociale, tenesse conto di questo futuro non così lontano, e che quindi, considerata la spesa e considerata anche la razionalizzazione dei servizi, si valutasse con molta attenzione l'aumento dell'assistenza domiciliare, perché questo può ancora una volta legare il territorio al momento della sanità, al momento della cura, ma può dare anche quella serenità a chi ne ha bisogno per continuare a vivere in un contesto che ha amato quando era più giovane. Vi ricordo infine che il nostro territorio è un territorio sano, profondamente attivo, profondamente positivo e propositivo, e anche se dobbiamo affrontare dei tagli e delle razionalizzazioni, sono convinta che lo faremo con quella positività che ci ha sempre contraddistinto e che ci permette di trovare le soluzioni giuste quando il momento ce lo chiede. Vi ringrazio ancora per la presenza, sono convinta che da qui usciremo con una chiarezza che forse non tutti abbiamo adesso, ma anche con la convinzione che la collaborazione è indispensabile per andare avanti. Grazie.